Buonasera a tutti. Porto un cordiale saluto di benvenuto da parte dell'Ateneo Veneto e della sua Presidente, dottoressa Antonella Magaraggia, ai nostri ospiti e al pubblico presente. Abbiamo oggi la fortuna e il piacere di avere tra noi, autori del libro che viene presentato, due figure di grande rilievo internazionale. Difficile definire la poliedrica personalità di Pierluigi Pizzi semplicemente come scenografo. Tutti conosciamo la sua instancabile attività, capace di muoversi con ricchezza di idee e geniale creatività in un ampio orizzonte culturale. Allo stesso modo Lorenzo Capellini, maestro della fotografia, ha al suo attivo una lunga e affascinante storia di esperienze legate all'arte e alla letteratura. Ne è espressione, fra le tante, la collana I luoghi dei sentimenti di cui il volume fa parte. Ritrovare Venezia è il frutto di un sodalizio tra due uomini di cultura. Le immagini di una Venezia monumentale e intima, magistralmente composte da Capellini, sono pensate come contrappunto a una scrittura di memoria, quella di Pierluigi Pizzi, memoria di luoghi, di persone, una memoria lieve ed emozionante. Sono davvero rimasto colpito da questo volume che, pur nel piccolo formato, riesce ad offrire una dimensione unica e molto originale a una Venezia, quella di Pierluigi Pizzi, ritrovata nella parola e nelle immagini. Mi fermo qui. Assieme a Sergio Camerino ed Antonio Foscari avremo il piacere di ritrovare anche noi questa speciale Venezia in una sede come quella dell'Ateneo che appare davvero la più adatta. Grazie e a voi la parola. Grazie. Buongiorno e benvenuti a tutti. Vorrei salutare innanzitutto il professor Carlo Rubbia, con cui ho condiviso negli anni, alla fine degli anni '80, la gestione di questo istituto. Lo ringrazio di essere qui. Allora, io definirei questa autobiografia Ritrovare Venezia del maestro Pizzi e di Lorenzo Capellini, fotografo, come una specie di inno alla felicità di vivere e lavorare a Venezia. Mi ha fatto venire in mente un verso, 2 o 3 versi che cito a memoria di una poesia di Pound che venne a Venezia a 19 anni, completamente sconosciuto, col sacco in spalla, e scrisse: buon Dio delle acque, cosa abbiamo fatto, quale grande bontà abbiamo fatto e dimenticato per ricevere in cambio questa meraviglia. La meraviglia è illustrata in modo molto cronachistico dal maestro Pizzi, che dichiara di non essere uno scrittore. In realtà lui è uno scrittore. È uno scrittore, ci sono delle pagine che rispondono a una domanda che mi sono fatto fin dall'inizio: perché è venuto a Venezia a risiedere? Lui non dice, non lo spiega, però lo spiega il libro, e siccome sono delle righe fondamentali, le vorrei leggere. Lui arriva a Venezia a 9 anni, col padre, e così scrive del suo arrivo. Arrivammo da Milano, che era già tardi, una sera d'inverno con un velo di nebbia che rendeva ancora più reale l'immagine che si presentò ai miei occhi increduli fin dalla stazione, durante il lento percorso sul Canal Grande, appena rischiarato da rari lampioni,
ebbi la netta sensazione di entrare in una scena di teatro. Ero già stato alla Scala. C'erano sui bordi dell'acqua imponenti palazzi e chiese monumentali come fondali di teatro, abilmente dipinti, ma che a me parvero assolutamente finti. Dietro le vetrate spente nessun sentore di vita, il fantasma di una città metafisica. E così è rimasto come una specie di premonizione questo incontro che il bambino Pizzi, 9 anni, ebbe con Venezia. Lui non lo dice nella sua autobiografia, che ha il pregio di evitare tutti gli inciampi che scrivere su Venezia oggi trova lo scrittore. Gli inciampi sono di tutti i tipi, sono politici, sono retorici, sono anche letterari, perché su Venezia pesa l'onere di 2 grandi romanzi della fine dell'inizio del Novecento che Pizzi non menziona e non menzionerò io, neanch'io, e che danno luogo al mito della decadenza di Venezia. Non c'è la parola decadenza nel libro di Pizzi, al contrario c'è, come dire, un inno alla perenne felicità. Il libro di Pizzi è una cronaca molto scarna e in qualche modo essenziale, riguarda e fa venire in mente anche l'essenzialità dei suoi allestimenti teatrali. Racconta degli inizi del primo spettacolo a cui partecipò come scenografo a Genova, che non lasciò che nel libro non lascia traccia, perché subito dopo Pizzi viene chiamato a Roma per... Viene operato a Roma per uno spettacolo con Giulietta Masina. Giulietta Masina voleva dire a quell'epoca avere tutta Roma, da Fellini in giù. E voleva dire soprattutto incontrare 2 grandi attori, Cesco Baseggio e Bemo Benassi. 2 grandi attori che sono oggi dimenticati, fortunatamente abbiamo le registrazioni cinematografiche e televisive, ma che sono stati importantissimi perché rappresentano la transizione dal teatro dell'Ottocento imperniato sulla figura del mattatore al teatro moderno, al teatro di oggi. Io ricordo di averli visti a Venezia da bambino ed erano anche 2 figure molto rappresentative, vedendole semplicemente passeggiare. Un altro episodio che si protrae nel tempo e che io credo sia stato molto importante per Pizzi è la frequentazione della Compagnia dei Giovani. La Compagnia dei Giovani è stato un gruppo teatrale straordinario. Vorrei menzionarli, ma insomma penso e spero che voi li abbiate in mente, da Romolo Valli a Giorgio De Lullo, eccetera. Sono stati importantissimi credo per dare a Pizzi la convinzione che quello era il suo mondo. Importante poi è l'incontro
con quello che lui definisce il teatro del cuore, il teatro del mio cuore, cioè il Teatro La Fenice. Sono 50, oltre 50, adesso io potrei sbagliarmi, gli spettacoli messi in scena da allora dal maestro Pizzi. Ora io non ho la competenza, io posso dire che mi sono piaciuti tutti quelli che ho visto, però non ho la competenza e non voglio neanche entrare nel merito degli spettacoli, non è il mio mestiere. Io posso dire soltanto questo, che una volta parlando con lui mi disse: va bene, io non ho ragioni di principio per essere contrario all'attualizzazione, allo spostamento del tempo ai giorni nostri. L'importante è che lo spettacolo sia leggibile, importante è la chiarezza, importante è che non ci sia, come purtroppo succede spesso, non ci sia uno spettatore che si chiede: ma cosa c'entra la discarica, cosa c'entra l'elmetto nazista con la Carmen? Gli spettacoli di Pizzi hanno questo straordinario pregio. Io ne ricordo uno soprattutto, un Parsifal dell'83 con la direzione di Gabriele Ferro, che mi ha telefonato l'altro giorno. Questo Parsifal, che la critica definì mediterraneo, ha cambiato la mia vita. Ha cambiato la mia vita nei rapporti con Wagner. Ricordo come fosse adesso la scena delle fanciulle fiore, che sembrava presa da un dipinto preraffaellito. Io sono molto grato a Pizzi per tutte queste cose. Potrei fermarmi qui, voglio solo aggiungere due cose. La prima riguarda un suo intervento nel foyer delle Sale Apollinee. Il foyer dopo l'incendio. Prima dell'incendio, io non so come mai, le pareti erano tappezzate dalle facce allucinate di un pittore veneziano che negli anni 30 era un pittore accettabile, non un genio, ma insomma un buon pittore, il quale deve essere stato poi preso dal demone dell'avanguardia e non so perché aveva tappezzato la stanza del foyer di facce spaventate, allucinate di donne, eccetera, che per fortuna sono state distrutte dall'incendio, penso almeno. Cosa ha fatto Pizzi? È andato a rovistare nei magazzini delle gallerie dell'Accademia e ha tirato fuori due quadri che i francesi una volta chiamavano art pompier. Oggi non osano più chiamarle, perché ho visto i listini delle aste e i quadri, diciamo, storico-romantici di quell'epoca hanno raggiunto prezzi stellari. Questi due quadri, uno è di Pompeo Molmenti, lo zio dello storico, e l'altro è di Hayez, costituiscono un viatico perfetto per le opere melodrammatiche che vengono rappresentate alla Fenice. Quindi grazie Pizzi per aver avuto quest'idea che ci gratifica. Una parola sul fotografo e vecchio amico mio, Lorenzo. Lorenzo ha fotografato il terzo personaggio di questa autobiografia. I primi due sono il qui presente maestro e suo figlio. Il terzo personaggio è la casa di Pizzi. Io credo al detto dimmi dove stai e ti dirò chi sei. E quindi ho ammirato con molta curiosità
le foto della casa di Pizzi e la naturalezza con cui Pizzi e suo figlio appaiono e scompaiono dietro un mobile, dietro un quadro, come fossero, e lo sono, i geni loci del luogo. Mi rimane soltanto un rammarico che giro al maestro. Lui accenna, come fosse niente, alla quadreria seicentesca, che è probabilmente la più importante in Italia, o una delle più importanti in Italia. Io mi auguro che esca un secondo volume di questa autobiografia intitolato, gli do io il titolo, La casa della mia vita. Grazie. La parola adesso all'architetto Fosca, non so, o a te? O a te? Forse a te. A me? Sì. Prima o poi mi toccava. Intanto, grazie mille Sergio, mi hai detto delle cose. Aspetta, però non si sente. Si sente adesso? Bene, grazie mille, hai detto delle cose straordinarie, basterebbe questo, potremmo anche adesso salutarci, dirci grazie di essere venuti. Lo dico comunque, grazie di essere venuti, ci dovete volere un gran bene per aver affrontato questo scirocco, quelle scale. Grazie mille per tutto questo, questa prova di affetto. Prima di parlare del libro, ma c'entra anche tutto questo, devo dire che in questi ultimi tempi spesso mi chiedono: cos'è stata per te la pandemia? Allora io penso che per molti il confinamento è stato un incubo, non per me. Per me questo isolamento ha significato tempo libero da dedicare a un certo ordine, non si fa mai abbastanza ordine nella propria mente e nel luogo dove si abita. Riflessione e in ogni caso la possibilità di continuare tranquillamente a lavorare. Delle scoperte straordinarie per il nostro tempo. Chi ci avrebbe pensato? La videoconferenza. Quanti viaggi avrei risparmiato se l'avessi scoperta prima? Viaggi inutili. In realtà la videoconferenza mi ha permesso di fare 2 mostre in quel periodo. Una mostra al Castello di Versailles, neanche voltato l'angolo, voglio dire. Il Castello di Versailles è una grande mostra su Hyacinthe Rigaud, che praticamente abbiamo fatto in videoconferenza, addirittura indicando l'altezza del quadro, dove doveva andare, più a destra, più a sinistra, avendo certo mandato tutti i materiali per fare l'allestimento di tutto l'appartamento d'Afrique, dove c'era questa grande mostra che, essendo un luogo primo 800, aveva bisogno di trovare l'atmosfera giusta per raccontare il mondo di Hyacinthe Rigaud, e cioè le Grand Siècle, Luigi XIV e Luigi XV, e una serie di ritratti, ce n'erano quasi 300, difficili. No, pensavo che difficilissimi da esporre. Beh, tutto questo è stato fatto in videoconferenza, ma non è la sola mostra. Al Museo della Scala avevamo già abbozzato una mostra dedicata alla stampa, Va Pensiero, e che però non si è potuta aprire perché naturalmente tutto era chiuso. Però noi non abbiamo mai interrotto il nostro lavoro. Il fatto di aver prolungato l'inaugurazione ci ha permesso di approfondire molto il discorso. È una mostra che all'inizio
era addirittura un po' sommaria, un po' così, un po' vaga, attraverso tutta una serie di ricerche che abbiamo potuto fare nel tempo, si è molto arricchita, è diventata una mostra importante e poi è stata anche visitatissima. Bene, tutto questo per dire che non ho interrotto mai il mio contatto con la realtà, col mio lavoro che si è capito ormai anche attraverso quello che l'amico Sergio ci ha raccontato. Il lavoro ha occupato interamente la mia vita, è stata la ragione della mia vita. L'ho saputo proprio qui a Venezia, in questa città, questa epifania, bambino innocente, insomma si fa per dire, ma insomma abbastanza, arrivare a Venezia e scoprire un'altra dimensione, un altro spazio, un'altra irrealtà, un mondo dove, esattamente come avevo capito qualche tempo prima, mettendo piede in un teatro alla Scala, per mia fortuna accompagnato da mia madre, scoprire che quello era il luogo dove io mi sentivo bene, dove immaginavo di voler passare tutto il resto della mia vita. E il destino mi ha accontentato, è stato così, ma la conferma in qualche modo io l'ho avuta proprio a Venezia, di trovarmi improvvisamente non in una città ma su un palcoscenico, non in mezzo alla realtà di case abitate con un loro quotidiano, ma in un luogo assolutamente irreale. Ecco, e questo era quello che io mi aspettavo, era lì che volevo vivere, era lì che volevo sognare, era lì che capivo che avrei potuto divertirmi. Certo, non mi sarei mai annoiato a teatro, e così è stato. E tanto sono passati tanti anni, ho cominciato a 20 anni, proprio qui a Venezia è stato uno dei primi luoghi miei, sì, Locadia, a Venezia, a Genova, e poi gli innamorati dei Goldoni a Venezia, e c'era Giulietta Masina, effettivamente con Federico, con cui poi tutta gente con cui ci saremmo ritrovati anche dopo poco tempo a lavorare improvvisamente insieme, essendo già amici, facendo parte già di questo universo, di questo mondo nel quale io al quale sognavo di appartenere. Per mia fortuna nel pubblico c'era Cesco Baseggio, che era stupito di vedere un Goldoni fatto da me con pochi segni, completamente spoglio, completamente asciugato all'essenziale, e mi ha detto: ma ti vuoi venire a Venezia a far conmigo? Devo fare l'avaro, eravamo in giugno, per l'apertura della Biennale Teatro, e a me non mi pareva il vero, anche perché dopo i miei primi 2 spettacoli con 3 lire in tasca dove andavo? Sarei dovuto tornare a casa dalla quale ero fuggito perché mio padre in qualche modo mi aveva messo di fronte a un bivio: o prendi una laurea o te ne vai. Che io me ne sono andato perché avevo questa chance, avevo la possibilità di debuttare in teatro come scenografo a Genova, e non volevo assolutamente perdere questa occasione, e quindi a 20 anni me ne sono andato. Quindi l'idea di poter addirittura avere come terza chance Venezia, la Biennale Teatro, che mi assicurava un bel anticipo, che mi permetteva di vivere a Venezia quasi 2 mesi lavorando e con tutto a disposizione, con quello che volevo. L'avaro di Goldoni è un atto unico. Curiosamente, guarda, il segno del destino, questa sera ho scoperto che esiste ancora il bozzetto di questo spettacolo. Me l'ha presentato, adesso non la vedo più, dov'è?
eccola là, il responsabile dell'archivio. Mi ha detto, ma io ho un bozzetto suo e non so a che opera appartiene e di quando è. Me l'ha mostrato l'Avaro di Goldoni, che è un po' ispirato a Carpaccio, ma che è molto, stavo per dire schematico, ma non è la parola giusta, era asciugato all'essenziale, proprio c'era tutto quello che ci doveva essere e niente di più. Ed è curioso, in fin dei conti, che questo accadesse nel momento in cui uno, al debutto, ha voglia, per far vedere quanto è bravo, quante cose sa, eccetera, di mettere tutto quello che sa in una volta sola, come se fosse l'unica possibilità, di sfogare, riempire con una specie di horror vacui assurdo, e ho capito subito che era la strada sbagliata. In realtà tutto il mio percorso, poi ho avuto anch'io momenti così di ambizioni faraoniche, ma in generale ho sempre, e soprattutto da un certo punto della mia carriera in poi, lavorato per sottrazione, e tutti gli ultimi anni dei miei spettacoli lo dimostrano, arrivare all'essenziale. Venezia è il contrario dell'essenziale, perché sembrerebbe che c'è tutto e di più qui così. In realtà poi c'è una grande forza qui, l'acqua che in qualche modo lega tutto, rende tutto curiosamente logico, laddove invece è tutto illogico. Non c'è niente che in qualche modo si giustifichi, non si capisce perché ci sia quel campanile, quella chiesa, come fossero delle cose piovute da chissà quale altro universo, come delle meteore, e poi tutto funziona, tutto va insieme, ma c'è un elemento straordinario che lega tutto, ed è l'acqua. L'acqua, tutto questo rende tutto poetico, facile. Io poi addirittura ho avuto la fortuna che in quella mia prima visita, con la mia prima scoperta veneziana, c'era l'acqua alta, per cui quando la mattina ci siamo svegliati e mio padre ha detto adesso usciamo, e ci hanno dato degli stivali perché c'era l'acqua alta. Uscivamo dal Danieli, siamo andati nella piazza subito lì sulle passerelle, e ci siamo trovati ancora di più in questa realtà che però per me era assolutamente normale, non so perché. Ho trovato che lì andava bene, altrove sarebbe stato insopportabile. E lì invece era perfetto, tutto tornava, tutto funzionava, e del resto Venezia, per mia fortuna, è entrata in tanti spettacoli miei. Me ne viene in mente uno tra i tanti, perché anche l'Avaro di Goldoni era veneziano come impostazione, ma più recentemente Morte a Venezia, Death of Venice di Britten. Cosa c'è di più straordinario di questa immagine di morte, che però non fa paura, è una cosa che è nell'ordine delle cose, è come se fosse un passaggio naturale, e niente di più bello e di più poetico che passarci attraverso i canali veneziani, su una gondola, come per caso nera, queste gondole nere, questa specie di veicolo, non so chiamarlo, non è una barca, non è niente, è la gondola, ma sulla quale è bello immaginare di essere portati chissà dove, là dove un giorno andremo e dove capiremo forse il perché siamo nati.
Allora, il mio amico Lorenzo è responsabile del libro, perché senza di lui non ci sarebbe. Mai mi sarebbe venuto in mente di mettermi a scrivere qualcosa su Venezia. Venezia l'ho vissuta e la vivo felicemente ancora, ma un giorno Lorenzo mi ha detto io sto vedendo nelle varie città i luoghi dei sentimenti, i luoghi del cuore. Mi piacerebbe scoprire i tuoi luoghi del cuore. E allora abbiamo fatto una lunga passeggiata e naturalmente per i luoghi del cuore non si poteva partire che dalla casa dove vivo, perché dove altrimenti? E poi subito dopo la Fenice, ovviamente, perché è stata la mia, forse il luogo dove ho vissuto di più a Venezia negli anni. In 70 anni di carriera non c'è un altro teatro che io abbia frequentato così assiduamente, con tanto affetto, con tanto amore come la Fenice, dove ho anche in prospettiva di tornare tra non molto. E poi ci sono altri luoghi, per carità, non si finirebbe mai di elencarli. Mi viene in mente i Frari perché è la mia parrocchia, ci vado lì, e poi perché è sepolto Claudio Monteverdi e mi capita di andarlo a salutare ogni tanto. E poi i luoghi dove Gabriella Belli mi ha preso per mano e mi ha accompagnato perché la aiutassi a reinventarli, Palazzo Ducale, Camocenigo e sicuramente Palazzo Fortuni, che sono ovviamente diventati luoghi del cuore. Senza Gabriella lo saranno meno, ma e poi la salute, dove c'è una chiesa più bella al mondo della Chiesa della Salute, per dov'è, per com'è, per come è costruita, adesso poi tu mi dirai, tu che sei l'architetto, è difficile immaginare una cosa più bella. E poi San Rocco, per carità, tutto, intere giornate con Tintoretto così in ginocchio a chiedersi: è possibile fare di più, fare meglio? Sì, certo, è possibile, basta andare in giro nei musei, certo, così, ma certo Tintoretto è difficile superarlo. E tanti altri luoghi del cuore, ma sicuramente grazie per avermi in qualche modo costretto, perché io ho sempre paura di intenerirmi, sono sempre molto, come dire, attento a non lasciarmi andare troppo ai sentimenti. E allora essere portato nei luoghi dei sentimenti è pericoloso, capito? È un esercizio che costa fatica. E tu mi hai costretto a farlo e ti sono grato perché il risultato è tutto qui. Ecco, non ci sarebbe stato senza di te. Grazie Lorenzo. Grazie, voglio ringraziarti. Che dico una parola su di te. Ma tu hai un tuo microfono, sai? Sì. Ecco. Voglio ringraziare. Funziona? Sì. Sì. Volevo ringraziare Pierluigi perché è stata con lui che ho rivisto Venezia. Io ho un ricordo di Venezia di tantissimi anni fa, 40 anni, più di 50 anni fa. Io sono venuto qui la prima volta nel 1973, quando fu nominato Carlo Ripa di Meana presidente della Biennale di Venezia. E la Biennale è stata chiusa per diversi anni. E quindi era difficile anche lui voleva che io venissi con lui a Venezia, e così ho conosciuto Tonci, ho conosciuto tante persone di cui vedo ancora qui, e
è stato un ricordo meraviglioso. Gli anni che ho passato qui straordinari, perché insomma era come il mio caro amico che vedo laggiù, che dopo tanti anni ha ripreso in mano questa Venezia, la Biennale di Venezia, che mi fa un grande piacere rivederla così splendente come allora. Allora certo erano anni difficili, perché insomma intanto era il sistema politico era molto più complicato e più ristretto. Ma insomma più complicato. Addirittura. Sì. Però la mia passione è stata sempre questa della fotografia, che ho cominciato quando avevo 10 anni e ho continuato per tutta la vita e continuo ancora. Ho fatto tutto quello che ho fatto, viene da me, da cose che ho pensato di fare, e quindi anche quest'ultima cosa che sto realizzando ho voluto chiamare tutti i miei amici scrittori. Ho cominciato con Goffredo Parise, che è stato il mio primo, il numero 1 della collana, con il quale ho fatto negli anni lontani, fine anni 60, e poi ho avuto una grande amicizia con Alberto Moravia, con il quale abbiamo fatto il secondo numero, il secondo libro di questa cosa, poi con Raffaele La Capria, e poi avanti, e poi Dacia Maraini, e poi un'infinità di persone. E sto quasi ieri ho parlato con Natalia Aspesi, che conosco da 40 anni, e lei mi ha detto che molto volentieri farà questo libro con me su Milano. E quindi voglio finire questa cosa, perché poi la cosa poi finirà in 3 volumi che appariranno sulla enciclopedia Treccani, Nord, Sud e Centro, che sarà per me un grandissimo risultato, perché avere quella cosa che rimarrà per sempre mi fa un gran piacere. E la seconda cosa che è molto più importante di me per il mio futuro è che tutta la mia collezione andrà a finire nella Biennale di Venezia, e questa è una cosa che mi dà una grandissima serenità, perché io non ho parenti, non ho eredi, quindi mi dà sapere che poi questo mio 60 anni di lavoro, dove ho visto di tutto, ho cominciato in Spagna, ho cominciato a Londra nel 1958, dove ho conosciuto tantissime persone, e intanto ero lì quello che poi è stata nominata la Swinging London, quindi ho conosciuto tante persone, e poi ho avuto la grande fortuna di essere mandato nel 1959 in Spagna da un giornale inglese, dove lì ho incontrato Hemingway, il quale per me è stata, a quell'epoca io ero giovane, per me è stata una cosa straordinaria, passare con lui 7 mesi, 8 mesi, insieme, dalla mattina alla sera, seguendo le corride. Lui seguiva Antonio Ordóñez e Luis Miguel Dominguín, il quale ha fatto poi un libro che si chiama Dangerous Summer, che è uscito dopo la sua morte. E quindi passare con lui quel periodo così intenso, i suoi racconti, per me era un sogno, passare con lui quel periodo è stato veramente... E poi da quel momento ho conosciuto tutti questi miei amici, i più grandi amici sono scrittori. Ho cominciato con Goffredo Parise, e poi con Alberto Moravia, e poi avanti, e quindi ho fatto questa
l'ultima cosa che ho fatto, sono andato a trovare un mio vecchissimo amico al Maxi che ha fatto una grande mostra di scultura, un mio vecchio amico di sempre, che si chiama Bruno Pellegrino, che ha fatto una mostra straordinaria che vi consiglio di andare a vedere al Maxi. Sono delle sculture di ferro, tutte dipinte, delle maschere straordinarie. Mi ha fatto un gran piacere vedere questa bellissima mostra. E poi è così, voglio andare avanti fino a che io voglio continuare in questo modo. Ho fatto tantissime mostre che poi vorrei continuare anche con l'aiuto della Biennale per vedere di portare avanti tutta questa mia vita di fotografo. E così volevo ringraziare tanto Pigi, che è un mio vecchio amico di più di 40 anni, da più di 50 forse, quando era con la compagnia dei giovani. E poi l'ho seguito mentre era con Luca Ronconi, e quindi insomma tantissime occasioni ho vissuto con lui, e quindi mi ha fatto un gran piacere di fare questo ritrovare Venezia con lui. E io vorrei che voi lo prendeste questo libro, perché vedete una Venezia molto molto diversa da come si vede, poi come lui la descrive. Vedete la sua casa, vedete tante immagini che io ho fatto veramente abbastanza belle. Vi ringrazio molto. Ora voglio sapere dal nostro amico Tonci Foscari cosa pensa di questo libro e cosa davvero. Come siete? Qualcuno accende. C'è un film ambientato a Venezia con Katharine Hepburn quando lei entra in piazza San Marco, la guida comincia a parlare e lei dice: non rovini subito tutto. Non vorrei trovarmi in quella condizione di indigeno. Volevo soltanto però accennare ad una cosa che mi sembra evidente, di cui dobbiamo forse renderci conto tutti, di quanto l'essenza di Venezia, la vitalità di Venezia negli ultimi decenni, ma direi anche oggi, dipende molto da queste presenze preziose che la animano, perché portano uno sguardo diverso sulla città da quello rispetto al quale ci siamo abituati, uno sguardo che riescono a tradurre in creatività, in proposte, in operazioni che sono stimolo di vitalità di una città che nella sua bellezza può anche avvolgersi, altrimenti e sparire. Quindi grazie. Non mi resta, dopo le parole che ha detto Sergio sono quasi insuperabili, quindi sono costretto a ripiegare in una forma quasi aneddotica, non potendo svolgere un discorso completo. Per esempio, tornando a quegli anni 70, tra l'altro certamente ci conosciamo dal 69-70, perché Barbara ha dietro di sé nella scrivania una fotografia di lei e Dio su un'altana, lei come oggi, io 20 kg di più. Quindi tu ci hai fotografato praticamente appena sposati. Quindi è un legame antico. E voglio ricordare ancora, per esempio, quel cenacolo che si veniva a formare nella casa di Vallito Scanini, proprio negli anni della Biennale, in cui Carlo Ripa di Meana aveva questa funzione importante a Venezia. Io ero molto amico di Daria Ripa, sua sorella, dove ho conosciuto anche Moravia. Ed una sera era disperato perché Vallito Scanini aveva detto che doveva lasciare la casa. E io o Barbara abbiamo detto, era così disperato: guardi, a pian terreno da noi abbiamo 2 camere in ordine, separate, chiave sua, venga qui, perché lui era disperato perché doveva andare in albergo.
Barbara ed io ci dimentichiamo completamente di avere quest'ospite e dopo lui stava scrivendo un romanzo, era in compagnia di una signora spagnola o sudamericana in quel periodo. Stava a casa mia. Sì, ma quando era da sotto da noi anche, certo, sì. certo. E dopo 2 o 3 mesi sentiamo nella porta di sopra, che mi abbiamo dimenticato aperta la porta del portone, come fa uno a bussare alla porta? Era lui, con una rosa in mano, timidamente, e veniva, come dire, a salutare dicendo che aveva finito il romanzo che stava scrivendo. Era molto sospettoso sulle sue, ha chiesto che pigione avesse dovuto pagare. Il Benito, guardi, no, è un ospite, ma ci siamo perfino dimenticati, ci vergogniamo. Allora è diventato allegrissimo, abbiamo passato una serata fantastica insieme. Era per dire che è lo stesso clima, poi questo si rivolgeva nella Biennale, la Biennale del dissenso, tutte le... Tu dici che la situazione era più complicata, era più estremizzata, in un senso anche irrazionale, però era a volte anche troppo semplice invece, secondo me, perché ricordo momenti aspri, incomprensibili di quella vicenda che ha inciso sulla Biennale fino ad impedire che potesse avvenire la Biennale stessa. Quindi questo è un esito pesante. E quindi, voglio dire, questo mondo, queste presenze non veneziane a Venezia sono una linfa preziosa per questa città. Poi mi è più difficile seguire Pierluigi, che all'inizio doveva studiare ingegneria o architettura, se non sbaglio, architettura al Politecnico. Non sapevo che non avrei fatto l'architetto. Ecco, appunto, ma sapevo che avrei fatto teatro. Appunto, bravo, ma è questo quello che ci distingue a questo punto, perché io ho preso quel binario e sono una persona solitaria, non sociologica, quindi tutta la parte spettacolare e teatrale mi affascina singolarmente, come il mondo al quale invece io sono in qualche maniera precluso. Ho difficoltà a frequentare gli spettacoli. Questo non mi ha impedito di subire la fascinazione di spettacoli tuoi che siamo venuti a vedere anche a Lione, in un caso molto particolare che ricordiamo con Barbara con estrema cosa, e le Troienne all'inaugurazione della Bastiglia a Parigi, che è stato uno spettacolo memorabile per grandiosità e anche per il tipo di entusiasmo propositivo e creativo che c'era nella riapertura di questo teatro. Quindi ti abbiamo trovato molte volte non soltanto uomo di teatro, ma uomo d'azione, direi, perché tu da ultimo ricordavi la collaborazione con Gabriella Belli, un direttore dei musei civici di straordinaria valenza, da cui Venezia deve grande gratitudine e deve esprimere in qualche modo questa gratitudine. Io ho fatto delle proposte, ma qui diventa un pochino più difficile, perché la rivitalizzazione del Palazzo Mocenigo, che non è un capolavoro in sé, ma è una struttura che dà la possibilità anche a un turista, ma soprattutto, io spero, ai veneziani, di visitare un palazzo, perché è un palazzo in più che è aperto, e il fatto che non abbia dentro capolavori ti fa piuttosto capire il clima, l'atmosfera, la cultura diffusa di una certa civiltà veneziana, perché questa unica discendente Mocenigo l'ha donato a Venezia con questo spirito grandioso, appariscente, un po' vacuo, bellissimo così, con le cose che tu hai introdotto, sia le parti dei vetri sia i costumi, aggiungendo cioè altri aspetti della civiltà veneziana che potessero correlarsi con l'atmosfera di questo palazzo, lo hanno sostanzialmente arricchito. Tu non hai nominato poi il tuo intervento per il lapidario del Palazzo Ducale, la sistemazione di quei capitelli al pian terreno, dell'opera, che a mio modo di vedere è sommamente emozionante per un architetto, perché vedi dei pezzi che sulla facciata non te ne puoi appropriare, diventano parte di un disegno più grande, nella loro straordinaria dimensione, nella qualità della loro lavorazione.
Cioè ti consente quel museo di vedere del Palazzo Ducale dietro un'operosità, un'arte, una cultura che altrimenti nel concerto delle forme non è facilmente discernibile. Questo mi è parsa una cosa di straordinaria cosa. Certamente ne dimentico molte, mi dispiace il Palazzo Fortuny da ultimo, l'hai detto tu, finalmente si vede tutto Fortuny. Il palazzo, devo dire che ha svolto un suo ruolo anche nella stagione precedente, che l'ha tolto dall'abbandono, anche con questo mix di soluzioni. Mi è parso interessante, forse dico una cosa eretica, perché in un certo senso era anche una sfida di un connoisseur rispetto agli accademici. Cioè erano delle mostre di alta qualità, anche nei titoli, anche nella loro proposizione, che non nascono da una cultura accademica, ma da una cultura di conoscitore e mercante. Questa componente del conoscitore mercante, che in una città d'arte dove vi sono dei musei di estrema eccellenza compete con loro e con questi strumenti in parte impropri recupera un edificio che era abbandonato e gli dà una stagione di vita, me era parsa anche questa una vicenda che può essere storicizzata. Poi Pierluigi l'ha riportata al suo ordine, per così dire, e come la possiamo ammirare oggi. Mi sarebbe piaciuto, e qui è la mia ingenuità, ma non del tutto, che la presenza preziosa di Pierluigi a Venezia venisse ancor più compresa a un livello un po' più istituzionale. Due erano i sogni che io avevo avuto. Uno, l'abbiamo anche cercato di praticare, è che Pierluigi avesse la regia di una regata, di questo straordinario fenomeno che avrebbe avuto un rialzo. Abbiamo parlato anche con un assessore in una cena senza che non si è concluso nulla. L'idea mia, ma dopo il problema sarebbe stata di Pizzi l'arte di trasformarla, e allora ancora si poteva fare, perché stiamo parlando di cose di 20, insomma di una stagione molto indietro, era che un film serio che nel corso della Biennale si affacciasse al Canal Grande da tutte le case, da quelle più belle se è possibile, che si affacciano sul Canal Grande, per collegare il fenomeno della regata al pubblico che è nelle case, al pubblico dei virtuali cittadini di una città che ormai è senza cittadini, e delle barche. Io penso che un film di quel genere avrebbe dato allora una dimensione alla regata, una dimensione storica e una rilevanza e una possibilità di circolazione di questa immagine che invece non ha avuto, e abbiamo avuto un fenomeno degradante. L'altro sogno non detto, questo mai detto, era quello che venisse incaricato Pierluigi di alcune illuminazioni di luoghi di Venezia. Trovo che questo luogo teatrale, che ha affascinato Pierluigi come spazio scenico utopico, per così dire, sempre disponibile e proprio per questo sempre sfuggente, non è stato in qualche maniera interpretato con l'illuminazione notturna, che è quella ottocentesca dei lampioni a una certa distanza. Ci sono degli spazi specifici, Campo Santo Stefano, Campo San Giovanni e Paolo, dove facendo fuoco su alcuni perni architettonici di grande forza e di grande valenza, l'aspetto scenografico di Venezia sarebbe stato esaltato. E a me pare ancora, se ci fosse per caso che un'operazione di questo genere sarebbe, a volte la Biennale ha toccato la città, ma sarebbe una maniera per toccare la città, per dire, rendere visibile la città in una maniera più corretta, o in una maniera attuale, o in una maniera personale, superando la banalità, diciamo, tecnologica di un lampione ogni 80 metri, tutti con la stessa lampadina, tutti con lo stesso orientamento, queste cose così. Mi perderei in questi dettagli, ma ripeto quanto ha detto Sergio e le testimonianze dirette di Pierluigi e di Lorenzo superano qualsiasi cosa io potessi dire, quindi ho cancellato, reset completamente quello che io pensavo di dire, se per caso fossi stato il primo, ma sarebbe stato sempre meno.
Devo dire poi che la persona di Pierluigi mi tocca anche più da vicino, perché ha fatto un abito per Giulia nel compimento dei suoi 18 anni e è stato, e non voglio sentimentalismi, è stato un grande dono di cui non abbiamo mai parlato di questo, però era bellissimo, lei era fierissima e penso che a una giovane donna premiarla con un simile festeggiamento nei suoi 18 anni è memorabile per sempre. E poi è venuto spesso nella casa che Palladio diceva sopra la Brenta, e sono anche delle fotografie molto belle di Lorenzo con Barbara, perché appunto io fuggitivo cerco sempre di evitare gli incontri. Non ho potuto mancare però quello nella grandiosa barchessa del San Micheli, che state, sì, Massimo insieme, penso, state recuperando da una rovina che sarebbe stata... Quello è il suo dominio, quello. È il suo dominio, ho divagato, ma... Però quel giorno che è stata fatta quella musica fantastica, mi sembrava che l'aura di Pierluigi fosse anche presente, e sono certo che a Massimo questo non dispiace. Da ultimo, della casa che oggi abita, vedi proprio sono scivolato sugli aneddoti per non sfidare i discorsi di prima. Io avevo un ricordo molto antico perché piaceva moltissimo a mio padre. Mio padre diceva che avrebbe voluto avere quella casa, che allora era una scuola dei mosaicisti, ma con un intreccio di problemi giuridici, legali e amministrativi che solo l'ottimo nostro amico Alberto ha potuto risolvere, perché è un palazzo di una sola sala. Cioè non ha la massa di un palazzo e all'interno ha uno spazio, dico cubico per dire la dimensione ampia da palazzo ducale, che con l'aggiunta di tutte le opere dei quadri tuoi è anche una sorta di testimonianza autobiografica, ma non di un'autobiografia ideale, di ciò che si stratifica giorno dopo giorno vivendo un pensiero che si somma all'altro, non è una dichiarazione, è una sedimentazione di vostre cose. Lorenzo ha compreso tutto questo perché certi effetti scenografici che io immaginavo con la luce notturna, lui li ha ottenuti in maniera spettacolare con le sue fotografie, inquadrando parti della città scelte in un percorso che si sente fatto insieme a voi, perché il libro termina anche col rimpianto di alcuni luoghi che non si sono visti. È come l'inizio di un percorso che è un percorso che potrebbe continuare o essere anche infinito. Sì. Perché ritorno a Venezia è un po' come la recherche, cioè è sempre un tornare indietro, e non a caso il libro inizia con una tua memoria della prima bruma, e mi è piaciuto molto anche che l'inizio sia da Burano, come dire da un'isola un po' lontana, da una specie di piattaforma lontana che consente un avvicinamento con qualche progressione, con la gondola spettacolare di De Pisis, con i due gondolieri con la fusciacca, cose memorabili. E devo dire che tu hai prodotto opere teatrali perfette, ma in realtà è che alcune cose teatrali perfette sono nella vita, basta saperle vedere. E tra il racconto tuo e le fotografie di Lorenzo, un'immagine di questa teatralità di Venezia e della vita e una testimonianza di amore che è il sostegno della vita e della teatralità ci sono in pieno. Che questo libro si sommi a quello del nostro comune amico Goffredo, a quello del Moravia che abbiamo ricordato prima, con cui Lorenzo ha fatto uno straordinario viaggio in Africa, con quello di Locapria che ha il nome stesso, che ha l'isola del cuore dentro il nome stesso, come lui scrive, è una serie unica, credo, così concepita, e di qualità sublime. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Se qualcuno vuol fare qualche domanda siamo a disposizione. Vorremmo vedere un po'
C'è tempo? Possiamo andarci tutti insieme adesso? A me? Un attimo solo, signora, un attimo solo. Stiamo riprendendo, se no non si sente niente. Vorrei fare una domanda non da veneziana ma da innamorata di Venezia. Siccome porto le nipotine a vedere la città, ho sempre sentito la mancanza del museo della casa veneziana, di cui circa 20 anni fa si era parlato. Ricordo di essere andata a vedere un edificio vicino a Fortuny che era stato destinato proprio a quella funzione. Mai più sentito niente. È cambiato qualche cosa, il comune non ha più avuto i fondi. Sarebbe proprio bello perché mostrerebbe, non so, nella quotidianità la vita, non solo nella ricchezza del palazzo veneziano. Grazie. Di questo non ho mai sentito parlare, però è possibile che tutto questo, che però avvenisse a Palazzo Fortuny, non mi sembra la sede adatta. Ah, vicino. È un palazzo che è occupato da uffici comunali. Da uffici comunali, non ne so nulla. È un palazzo occupato, ricordo, da uffici comunali e che aveva un'infilata di sale da gioco e tra l'altro mi ricordo che ce n'era uno con tutte le piastrelle Forse bianche e blu molto particolare. No, è il Palazzo Contarini. Sì, no, è Palazzo Contarini a San Benedetto. Però la cosa molto divertente di quel palazzo, se posso fare una piccola divagazione, la cosa molto divertente di quel palazzo è che quell'edificio che lei ricorda è al di là della calle, è separata dal palazzo. Sì, è separato. E si raggiunge attraverso un passaggio aereo che è un'alcova. E quello è il casino del palazzo. Infatti io ricordavo questo dettaglio. È molto interessante perché la legislazione veneziana impediva ai patrizi che avevano ambizioni politiche e comunque impediva in generale di ricevere a casa. La casa, come una casa di moda, una casa farmaceutica, era intesa come un'impresa. Fino al Settecento, quando non esistevano le società di capitale, la famiglia era l'equivalente di una società. E la Repubblica non voleva che che si formassero dei gruppi d'opinione, dei partiti, degli accordi preelettorali, dei clan, per cui era vietato ricevere nelle case. Nel Settecento diventa quasi impossibile con questa liberalizzazione del pensiero, les esprits forts, e le famiglie più rispettose della legge facevano un luogo fuori della casa per esercitare quelle libertà di incontrare gli altri e le altre libertà che ci si può prendere con gli altri, da quelle sessuali al gioco e la conversazione. Questo è il casino. E allora le famiglie più serie facevano al di fuori un casino, che poi da giocare a carte viene fuori casino, oppure l'interpretazione della lingua italiana di bordello. È molto divertente questo, fra gli altri casini veneziani, perché è fuori dalla casa, ma al di là di una calle, e lo raggiunge attraverso un'alcova, che mi sembra un buon programma. Certo, in questo caso allora è il luogo giusto per dare l'idea della casa veneziana, perché no? È molto interessante, è un palazzo molto bello, è del comune. Non lo conosco io. Andiamo insieme se vuoi. Con Memmo? Quello là è. Sì, ma il casino è difficile utilizzarlo perché è una serie di camerette molto piccole e un enfilade con delle porte molto piccole, allora l'abbiamo visitato, tutte piastrelle di Delft alle pareti. Mi ricordo, con Roberto Memmo. Sì, è vero. Era stato aperto dal FAI, ricordo quello nelle giornate di primavera, ma 20 anni fa circa. Certo. Allora? Allora, se non ci sono altre domande, grazie a tutti e alla prossima. Andiamo a ritrovare Venezia.